Un buon pomeriggio a tutti voi, grazie di essere qui presenti. Vorrei ringraziare innanzitutto il rettore dell'Università di Udine, professor Roberto Pinton, e le delegate che hanno contribuito alla organizzazione di questo festival Collegamenti. Voglio ricordarvi anche che avete ricevuto un flyer, un documentino che andrà compilato per esprimere la vostra opinione in merito a questo specifico evento che si svolge oggi pomeriggio e che verrà poi seguito alle ore 19 da un altro interessantissimo evento. Il titolo di questo momento di incontro è un titolo un po' particolare, La sostanza delle cose, le forme del mondo che verrà. Vorrei spiegarvelo, ma prima intendo presentare i due graditissimi relatori che sono qui oggi presenti con noi per affrontare questo argomento così criptico, la sostanza delle cose, le forme del mondo che verrà. Allora i due relatori sono il professor Benno Albrecht, che è rettore dell'Università IUAV di Venezia, è un esperto architetto e docente di composizione architettonica e direi che è uno dei grandi specializzati in una progettazione sostenibile. Direi che è un termine che oggi deve essere assolutamente tenuto in grande considerazione. Ha collaborato inoltre alla redazione di vari piani regolatori, tra cui quello vigente a Venezia, quindi complimenti. L'altro relatore di oggi è il professor Teodoro Valente, che ho il piacere di presentare anche perché è un collega, quando ero a Roma alla Sapienza stavamo assieme e quindi ci conosciamo da tantissimi anni. Lo dovrei presentare appunto come docente di Scienza e Tecnologia dei Materiali presso l'Università di Roma La Sapienza. In realtà recentemente è stato nominato prima direttore di un centro del CNR che si occupa di polimeri, compositi e biomateriali e più recentemente ancora, a sorpresa, proprio prima lui aveva già dato il benestare e ho temuto ad un certo punto che non potesse più partecipare, è stato nominato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Complimenti Teodoro. E siamo veramente lieti di averti qui con noi a dibattere su questo tema. Torno al titolo di questo evento, un titolo, ripeto, che secondo me forse non arriva direttamente a voi in tutto quello che può significare. La sostanza delle cose, io penso che la sostanza delle cose è fatta dalla materia e dalla materia, dai materiali che compongono le cose. Cosa sono le cose? Tutto ciò che ci circonda, gli oggetti che ci circondano, gli edifici che ci circondano e le forme del mondo che verrà. E chiaramente con la materia, con i materiali, noi possiamo dare forma a tantissimi oggetti, strutture, apparecchiature che poi utilizziamo quotidianamente e che servono per la nostra vita, per il nostro progresso. Quindi siamo noi poi, attraverso l'uso della materia, che possiamo dare vita ad oggetti che possono essere effettivamente utili per noi e nello stesso tempo non impattanti per l'ambiente. È un tema assolutamente importante, caldo. Io direi che alle volte ho la sensazione che poco si pensi a quanto è importante il materiale, quanto sono importanti i materiali per la nostra vita quotidiana. Diamo tutto per scontato. Tanto si va nel magazzino XY, si prende dallo scaffale tutto quello che ci serve. È lì, bello pronto. C'è bisogno di niente? No. In realtà, dietro agli oggetti, alle strutture nelle quali viviamo, ci sono processi produttivi dei materiali, estrazione delle materie prime dai minerali, per esempio. Ci sono tante lavorazioni che possono avere tutta una serie di effetti anche nocivi per l'ambiente e noi con queste nostre attività andiamo poi a depauperare la stessa risorsa che Padre Eterno ci ha messo a disposizione su questa terra. Quindi direi che sono
argomenti di estrema rilevanza. Se vogliamo, facciamo un po' di mente locale, pensiamo alla evoluzione dell'uomo, come viene definita, come viene classificata l'evoluzione dell'uomo. Ma essenzialmente l'umanità ha fatto dei passi progressivi attraverso l'impiego dei materiali. Si passa dall'età della pietra, materiali naturali, il legno, la pietra, l'argilla, tutto ciò che era a disposizione, bastava raccogliere e cercare di fare qualcosa. Ma poi l'evoluzione è importante nel momento in cui l'uomo riesce a comprendere che all'interno dei minerali ci stanno i metalli, e quindi le ere del bronzo, le ere del ferro, e poi sempre di più oggi abbiamo le materie plastiche, sulle quali vorrei tornare poi con i relatori, perché è un tema, direi, estremamente importante, molto caldo. Materie plastiche, poi il silicio e i suoi impieghi nel mondo dell'elettronica. Non ci rendiamo conto forse, ma in realtà noi abbiamo raggiunto questi livelli di evoluzione tecnologica e abbiamo raggiunto questi livelli di benessere proprio grazie alla conoscenza intima dei materiali fino al livello atomico e poi alla loro trasformazione per farne poi oggetti utili per noi, le forme, utili e nello stesso tempo belli, perché noi non vogliamo semplicemente contornarci di cose utili, ma vogliamo che quelle cose, oltre che utili, siano anche belle da vedersi, che ci accompagnino nelle nostre giornate. Io direi ho fatto una introduzione che spero sia abbastanza esaustiva e adesso vorrei dare la parola ai nostri relatori e vorrei proprio cominciare un po' da questo argomento, cioè l'idea appunto del processo che sta dietro, il progetto forse anche che sta dietro ad una realizzazione di un manufatto, di una cosa, una forma che verrà. Do la parola a Benno per cominciare. Perfetto. Dimenticavo di dire che cominceremo a dibattere noi, ma poi è indispensabile la vostra partecipazione, quindi voglio che ci siano domande da parte del pubblico. Prego, Benno. Sì, io ho fatto un'introduzione generale, poi andremo a focalizzare mano a mano. Grazie dell'invito. Mi scuso per il tono di voce, non è la mia voce questa qui, è una voce data da non so da cosa, però niente di grave. Diciamo così, un tema ovviamente vastissimo, cos'è il progetto, come si progetta e come avviene, diciamo, un processo di ideazione è cosa di cui ci si domanda, ci si pone domande e si tentano risposte da moltissimo tempo e non si trova mai questa risposta, insomma, perché c'è qualcosa di misterioso rispetto a questo. Le cose diceva un grande architetto friulano di Udine, Gino Valle, i progetti si trovano, cioè, uno prova e alla fine trova. In realtà, diciamo, c'è una differenza attuale su cui stiamo lavorando attualmente e perciò, diciamo così, spingo la palla avanti, così tanto per... Cioè noi non stiamo più tanto lavorando su l'idea di progetto e perciò che abbia una forma di artisticità, di cosa di questo genere, così, e anche, diciamo così, non guardiamo più con grande interesse alle parti oggettuali, a delle cose finite così, ma lavoriamo molto di più sui processi e perciò, diciamo, su sistemi, cioè su come si possono innescare sistemi e anche trasformazioni molto grandi con invenzioni molto piccole, con cose molto piccole o con idee molto, molto, molto piccole. Questo è quello che stiamo tentando di fare, cioè diciamo stiamo tentando di inquadrare tutto quello che stiamo facendo attraverso un'idea di processo, cosa che nel nostro campo, nel campo diciamo così, delle trasformazioni del territorio è una cosa abbastanza nuova, non è molto praticata. Io qui a questo tavolo cioè io non so niente di matematica, questi sono bravissimi, sono come dire l'ultimo della classe, ecco, diciamo così, però so quello che sa disegnare, che lo mettono lì solo a disegnare, no? Cioè loro sono tutti i processi di chimica, io non so nulla di questa roba qui.
lavoro molto dopo rispetto a questo, oppure molto molto prima, nel senso proprio all'inizio il tentativo è quello di spostarsi sempre di più, diciamo così, all'inizio dei sistemi produttivi, proprio all'inizio, dove forse la progettualità intesa in senso vasto, e non è progetto, è qualcosa di molto molto più vasto, può essere utile per la società, per il paese, per la terra, eccetera, 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 eccetera. Perciò diciamo questo è quello che stiamo tentando di fare. Cioè questo cosa vuol dire? Diciamo, così, posso fare degli esempi, così, tanto per... c'è un problema, che è un problema grossissimo, insomma, il Sahel, il deserto sta scendendo, c'è un grossissimo problema di desertificazione. C'è un progetto che nasce ancora, c'è un progetto grande che nasce ancora con, diciamo in epoca coloniale francese, soprattutto in Algeria e poi esteso diciamo a tutta l'Africa, che è quello di fare un green wall, cioè una gigantesca muraglia verde di 7.000 chilometri che fermi il deserto, che si può costruire a pezzetti e poi dopo formerà diciamo, una cosa che arriva da Djibouti in Senegal, che tira tutto un tiro di questo genere qua. Questo grande progetto è una cosa diciamo, di scala gigantesca, però non riesce a essere realizzato perché c'è un grosso problema proprio di piantare le piante, di avere i tipi di piante adatte e di trovare le forme per riuscire a coltivare in condizioni climatiche di questo genere. Sono sempre, noi diciamo come architetti siamo molto grezzi, chiamiamo materiali tutto, chiamiamo materiale, cioè questi sono materiali del progetto, materiali, per noi va bene tutto perché così sono un po' grezzi da questo punto di vista. E questo problema assolutamente il progetto non riesce ad andare avanti fino a che è andato a aumento un contadino, un coltivatore burkinabè del Burkina Faso. Burkina Faso sapete che è sempre stato un paese molto all'avanguardia nel campo green, no? Ha avuto diciamo, per primo un progetto che era il Burkina Faso verde, che era un progetto negli anni 70, insomma, perciò diciamo, aveva questa grande forza, diciamo così, anche ideale. E questo qui è un coltivatore che si chiama Yakuba Sowadogu. Questo qui diciamo, in Africa sapete che si pianta, si fa una fossetta. No? Si fa una fossetta per mettere la pianta, si fa un buchetto, no? Per mettere la pianta, una buchetto. Allora questo Yakuba fa una cosa che è completamente fuori di testa. Aumenta il buco, fa un buco più grosso e quando incomincia a fare un buco più grosso ovviamente tutti quelli del villaggio si arrabbiano, dicono ma no, non si può fare, qui che siamo vicino a Trieste dicono non si può fare sto buco più grande, non si può. E questo qui nel buco più grande ci mette delle foglie, delle cose così e ci mette delle termiti. Le termiti brucano, mangiano, fanno le loro cose, scavano dei buchetti nella terra e questo buco raccoglie l'umidità serale, è molto più tenero, riesce ad avere questo. E questo qui riesce a piantare questa cosa e incomincia a crescere questi alberi. Ovviamente e questo qui diventa proprio un campo, anzi diventa qualcosa di più, ci sono gli alberi, qualcosa di molto bello. Ovviamente tutti quelli del villaggio, che essendo Udine tutti noi pensiamo siano triestini, sono un gruppo di triestini che stava lì, cosa fa? Butta giù, brucia tutto, distrugge tutto perché è una cosa non canonica, cioè, non sta bene. Però dopo lui continua ad andare avanti fino a che dopo arrivano, cioè casualmente arrivano diciamo, delle persone dell'ONU, così capiscono che questa qua è una cosa buona e perciò questa sapienza, quest'uso dei materiali viene ripreso e il grande progetto della muraglia verde può andare avanti. Il progetto va avanti, se lo guardate anche su Google Earth si riescono a vedere queste cose. Ovviamente però si ferma, perché dopo in certi punti si ferma, in certi punti va avanti, così perché dipende dalle condizioni
politiche, ma diciamo dal punto di vista pratico, tecnico, ideale, culturale, eccetera, eccetera, il progetto c'è. E tutto questo grazie a Yakuba Sowadogu che ha utilizzato le termiti come, noi diciamo, come materiale di progetto, perché le ha usate per trapanare questa cosa. Perciò ecco, questi sono i processi che ci interessano, grandi trasformazioni di questo tipo. Grazie Benno per questa visione, direi, alternativa rispetto a quella che può essere una visione più tecnica, tecnologica, scientifica che magari noi ingegneri abbiamo, però insomma è chiaro che l'uso di nuovo di quella che è la materia prima a disposizione può essere infinito. I nostri antenati ce l'hanno insegnato e sono cresciuti e sono evoluti in questo modo e forse noi potremmo essere chiamati oggi di nuovo a tornare ad alcune forme più vicine all'ambiente nella gestione dei materiali. Dicevo prima, evoluzione dei materiali, l'evoluzione dell'uomo chiaramente è un'evoluzione che pretende dagli oggetti che si realizzano, dai materiali che si inventano, dai nuovi materiali che si inventano, prestazioni sempre più elevate, resistenza alle alte temperature. Come faremmo poi noi andare nello spazio, visto che abbiamo qui il Presidente? Quindi se non ci sono dei materiali che sanno resistere alle altissime temperature. Quindi la richiesta è quella di andare verso performance sempre più elevate. È la nostra richiesta, è il nostro modo di ragionare, è il nostro modo di pensare. Ma nello stesso tempo noi dobbiamo anche domandarci se questo modo di procedere è compatibile con la sostenibilità dell'ambiente, del mondo in cui viviamo. Preservare il mondo per le future generazioni significa appunto lasciare un mondo in cui si possa vivere, in cui le materie prime siano ancora disponibili in tutte le loro forme. E allora a questo punto chiederei alla parte ingegneristica e di scienza e tecnologie materiali che cosa si può pensare quando si vuole da un lato il massimo delle prestazioni e dall'altro siamo chiamati a ridurre i consumi energetici, ad andare verso materiali più poveri. Riusciremo effettivamente ad ottenere le stesse cose ed andare in quella direzione? Teodoro, prego. Grazie. Innanzitutto un grazie agli organizzatori e al coordinatore di questo dibattito, oltre che per il graditissimo invito, anche per il fatto che ci ha svincolato di due cose. La prima, dal tenere la giacca, e la seconda, dal poterci dare del tu, così come facciamo da tanti anni, senza far riferimento a quello che avviene in TV, dove ci si dà del lei, poi in realtà ci si conosce comunque da tempo. Detto questo, la domanda che tu poni, Lorenzo, diciamo, può avere diverse tipologie di risposta. La prima, immediata, poi volevo anche un po' collegarmi a quello che diceva Benno in precedenza, è che per trovare delle soluzioni nuove, migliorate, alternative, certamente non si può prescindere da quelle che sono le nuove conoscenze e quindi le attività di ricerca e sviluppo nel settore che sono svolte dagli attori partecipanti, le università, gli enti di ricerca, le aziende che sono interessate allo sviluppo dei prodotti, e quindi ci vuole un tessuto di sostegno a questo tipo di attività. Forte sostegno. Adesso non è mia abitudine come dire, parlare di numeri, anche perché sono un po' sterili, però come dire, il nostro sistema paese, adesso al di là delle misure straordinarie che sono sul campo, straordinarie nel senso non rutinarie, derivanti dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rispetto ad altri paesi quantomeno europei, è sempre stato un passetto indietro nel sostegno a questa tipologia di attività. Sostegno importante perché parlare di sostenibilità, parlare di nuove prestazioni che sono, o migliorate prestazioni, che sono i due punti che tu stavi sollevando, considerando che con un approccio, lasciatemelo dire in questo momento, in questo istante, puramente ingegneristico,
si possono avere tutte le idee più belle del mondo, si possono fare tutti i progetti più belli del mondo, ma se non c'è un materiale che consenta la realizzazione del manufatto oggetto del progetto, quel progetto rimane un utilissimo esercizio, come dire, anche speculativo, ma non porta poi al risultato finale, che è il risultato atteso. E non a caso, da questo punto di vista, un tema che dentro il nostro mondo, diciamo, accademico della ricerca ormai è diventato all'ordine del giorno è quello di utilizzare degli approcci misti, i cosiddetti approcci interdisciplinari. Ecco, qui vengo a quello che diceva Ben all'inizio. La scelta del materiale o le opzioni che possono derivare dalla scelta di una tipologia di materiale devono in qualche modo relazionarsi anche con colui che ha la creatività progettuale, ma fin dall'inizio. Questo perché il risultato finale è condizionato, è condizionabile dalla scelta del materiale e, aggiungo, cosa che qualche volta sfugge, anche dalla disponibilità di una tecnologia, la chiamo così per sintesi, di fabbricazione che consenta di realizzare la forma desiderata, perché non tutti i materiali possono essere utilizzati per realizzare certe forme. Quindi è un argomento forte questo, che va tenuto in considerazione in filiera fin dall'inizio. E il secondo aspetto che volevo trattare riguarda il discorso prima della sostenibilità ambientale. Beh sì, certo che i materiali svolgono un ruolo fondamentale da questo punto di vista, sia per quanto attiene la fase della produzione e quindi i processi, si parlava prima dell'estrazione delle materie prime, sono processi industriali o processi di sintesi, diciamo così, a livello di scala inferiore, che però possono generare ad esempio emissioni e quindi possono avere un impatto sulla sostenibilità ambientale, e non a caso noi abbiamo i certificati della CO2 o abbiamo tutte le soluzioni, diciamo, che vengono proposte per ridurre le emissioni chiamiamole così, dei cosiddetti gas serra. L'estrazione di materie prime consuma le risorse naturali. E qui negli ultimi anni si è cominciato a porre attenzione alla possibilità di utilizzare le cosiddette materie prime seconde, oltre alle tematiche che poi immagino toccheremo successivamente, riguardano la riciclabilità del materiale stesso e del manufatto. I processi di fabbricazione industriali possono portare intrinsecamente un impatto in termini di inquinamento dell'acqua e dell'aria. E anche questo è un aspetto che ovviamente va tenuto in considerazione. Anche su questo aspetto, che se possiamo vederlo da due lati, il lato che riguarda la fabbricazione o la disponibilità del materiale o della materia prima o del semilavorato, quello che poi subirà ulteriori processi di trasformazione, e l'altro l'impiego di materiali che sono in grado di minimizzare l'inquinamento derivante da queste emissioni. Poi c'è l'aspetto dell'utilizzo, e sull'aspetto dell'utilizzo ribadisco, non parlo in questo momento del riuso o del riciclo perché ne parleremo successivamente, ma vorrei evidenziare che l'utilizzo di alcune classi o di alcune tipologie di materiali porta intrinsecamente con sé consumi energetici, e quindi anche questo rappresenta un aspetto sulla sostenibilità che non può essere trascurato affatto. Fin dall'inizio si parla di ciclo vita dei materiali. La grande difficoltà che in alcuni comparti oggi si trova è legata al fatto che il materiale utilizzato per realizzare un certo prodotto, un certo manufatto, non è stato pensato fin dall'inizio come materiale per poter essere poi riutilizzato, e oltre al materiale in sé anche l'assemblaggio di materiali diversi può portare, se non è pensato già dalla fase progettuale, a problematiche che riguardano poi l'ultimo punto, che è quello che è lo smaltimento, dove dentro lo smaltimento ci possiamo mettere tutte le tematiche che sentiamo continuamente, ivi incluso di nuovo il riutilizzo. Sulla parte delle prestazioni, e chiudo con questo primo intervento, noi abbiamo assistito negli anni ad una sorta di rivoluzione
oserei dire senza confini. Insomma, io ricordo quando ho iniziato insieme con Lorenzo ad occuparmi di materiali un po' più sulla parte della corrosione, un po' più sulla parte dei materiali per le applicazioni strutturali. C'era qualche scienziato, certamente sì, che cominciava a parlare delle nanostrutture, per fare un esempio. Adesso è tema all'ordine del giorno. E cosa vuol dire, senza voler essere ovviamente, come dire, tecnici in questo ambito? Ragionare a livello di nanostrutture vuol dire ragionare a livello di dimensioni che sono 1/1000 di metro. Cioè voi prendete un metro, lo dividete in 1 miliardo, come se fosse il righello che abbiamo sulla scrivania, e quello è il segmento dimensionale da cui oggi si cominciano a fare, per esempio, a mettere in campo dei cosiddetti processi di self-assembling con una progettazione non top-down, che è quella convenzionale, ma con una progettazione bottom-up, in modo da organizzare il materiale per ottenere le prestazioni desiderate. E questa è una rivoluzione. Io ricordo, penso come diversi di voi, forse meno di diversi, nel senso io sono un po' più avanti negli anni, quando scrissi la mia tesi di laurea, ed era il 1998, io usai un Olivetti M24, qualcuno tu te lo ricordi l'M24, che aveva i floppy disk magnetici, quelli che erano così grandi, e per scrivere la tesi all'epoca c'era un programma di videoscrittura in cui per fare un grassetto o un sottolineato bisognava spingere 4 o 5 tasti contemporaneamente, insomma una cosa, adesso con un clic facciamo tutto. E questo è legato alla disponibilità di nuove tecnologie, alla disponibilità di nuovi materiali e ovviamente all'attenzione, diciamo, che è stata destinata a questi due ambiti da parte anche necessariamente del mondo industriale. La capacità che oggi è non completamente sviluppata, in parte sviluppata, in via di sviluppo reale, di progettare il materiale è l'arma in più che la comunità scientifica, tecnologica, industriale ha rispetto a quelle che erano, perlomeno nelle applicazioni nel civile, le armi, tra virgolette, che si avevano a disposizione diversi anni fa. Però, e ribadisco e chiudo, noi abbiamo avuto nel nostro paese dei corsi di laurea che si chiamano corsi di laurea di ingegneria dei materiali, tanto per dire che insomma c'è stata da tempo un'attenzione. È assolutamente necessario che ci sia un dialogo, una convergenza di punti di vista, di competenze e capacità anche solo riflessive, provenienti da mondi diversi che non siano solo quelli tecnici o dell'ingegneria, perché solamente con questo connubio si riuscirà a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che il nostro moderatore citava in precedenza, le nuove prestazioni, la sostenibilità. Poi qui si apre un discorso, aprirebbe un discorso sui costi di tutti questi processi di trasformazione, ma magari li affronteremo in seguito. Teodoro, grazie. Hai toccato molti punti che penso possiamo proseguire a trattare. Io vorrei adesso lasciare di nuovo la parola a Benno, che ho visto stava prendendo diversi appunti mentre Teodoro parlava. Mentre Teodoro parlava, e quindi hai tante cose da dire, immagino. E quindi Teodoro ha parlato appunto di cose importanti, quali la riciclabilità, ovvero pensare alla progettazione del materiale, della struttura stessa, dei vari componenti, e pensare a questo già dal principio nell'ottica di un riutilizzo, riuso, riciclabilità del materiale, eccetera, eccetera. Però prima di tornare a focalizzarci su questo, io ho veramente una curiosità. C'è qualcosa che mi sta un po' a cuore ed è il tema della plastica, dei materiali plastici. Io vorrei che ne parlassimo brevemente. È chiaro che è un tema affine, però oggigiorno si sente parlare di plastica come del demonio assoluto.
qualcosa che deve essere eliminato dal nostro mondo. Io sono un ragazzo del 56, per cui sono nato con Gino Bramieri che diceva a Carosello: la signora, guardi ben che si è fatto di Moplen, e abbiamo fatto nelle nostre case dei salti incredibili in avanti. E la plastica appunto è oggetto che viene utilizzato nelle cucine, e la plastica è qualcosa che ha fatto diventare le nostre vetture molto più leggere e anche confortevoli. La plastica è quello che oggigiorno consente ai nostri edifici di essere climatizzati adeguatamente, perché mettiamo dei begli strati isolanti che ci proteggono dal caldo e dal freddo dell'esterno. Ecco, quindi colgo proprio questo spunto per ragionare sui materiali e sulle forme del mondo che verrà, anche in quest'ottica. Cioè, dobbiamo essere un po' più laici nei confronti di questi materiali che noi stessi siamo stati capaci di immaginare, di sviluppare, di ottimizzare. Non buttare via tutto, il bambino con l'acqua sporca, ma che cosa si può fare oggi con la plastica, per esempio? Dobbiamo eliminarla veramente dalla nostra vita? Lo chiedo di no. Non voglio distoglierti da quello che poteva essere il tuo filo logico di risposte a Teo, però se hai tempo di rispondere anche a questa domanda sarei contento. Sì, non c'è problema, non c'è filo logico. No, c'è molta logica in tutto quello che facciamo. Lui si prenota per rispondere perché ha fatto i compiti, io che non li ho fatti vi racconto un'altra storia, perché è l'unica roba che so fare, diciamo so fare almeno, sì, così. E torno, diciamo, su questa cosa qua. Noi da moltissimi anni, come probabilmente sapete, essendo friulani, lo IUAV si interessa a problemi di catastrofi, disastri, terremoti. Sapete che a Venzone i primi che sono andati a disegnare e tentare di fare il progetto di ricostruzione come era, dove erano gli studenti dello IUAV, che sono andati proprio per primi a vedere, diciamo, di ridisegnare i paesi. Non si sapeva com'era, diciamo, forse avete dei parenti così, il ridisegno i prospetti sono stati fatti con le persone che raccontavano com'erano le case, cioè su dei racconti che si sono stati tradotti. Perciò, diciamo, c'è una vecchissima tradizione che ci interessiamo di questi problemi. Perciò siamo stati chiamati, ogni tanto ci chiamano, si vede che portiamo un po' sfortuna, quando c'è sfortuna chiamano lo IUAV. Con la guerra in Siria, molte volte c'è stato un momento che sembrava che fosse un momento di ricostruzione, perciò, diciamo, più volte le agenzie internazionali ci hanno chiamato per vedere cosa si poteva fare. E perciò abbiamo fatto un progetto, diciamo quello più lungo, il periodo più lungo, con la World Bank, un progetto proprio su come si può ricostruire, tentare di ricostruire questo paese che è completamente distrutto, che è ancora distrutto, eccetera, eccetera. E c'è un piccolo problema di materiali, cioè in Siria, che era tutto costruito in calcestruzzo. Se si volesse oggi ricostruire la Siria in calcestruzzo, forse il calcestruzzo lo troviamo da qualche parte, ma il problema è che non c'è l'acqua a sufficienza per impastarlo. Cioè non c'è acqua a sufficienza per impastare tutto questo calcestruzzo, perciò brucierebbe, non si può utilizzare, perciò bisogna trovare altri materiali, e perciò così abbiamo pensato, diciamo, i progetti che abbiamo impostato è usando i poltrusi. I poltrusi sono, poi loro ve lo spiegano meglio, perché io so come finiscono, diciamo, loro sanno come si fanno, e così. Sono fiberglass, diciamo, sono cose fatte di vetro, diciamo, con dentro delle resine, poi loro così mi bocciano, però diciamo che vengono presi, tirati, no? Però diciamo che è plastica, no? Si può dire, sì, tipo plastica, diciamo così, però è un materiale molto interessante. Qualcuno di voi, forse i più anziani, si ricordano che c'erano le poste, dei sgabbiotti delle poste nei paesi anche piccoli,
che erano fatti da Spadolini, che era il fratello di Spadolini, che aveva riempito l'Italia di sti sgabbiotti. Erano dei sgabbiotti bianchi, nessuno se lo ricorda, erano brutti anche, abbastanza brutti. Ed erano fatti, diciamo, in fiberglass, erano fatti, diciamo così, in sistemi di questo tipo. Perciò l'Italia ha una tradizione di questo tipo abbastanza forte, ma con delle industrie che sono microscopiche, proprio delle robe. Adesso sono microscopiche, proprio delle robette così. Però ci sarebbe questa possibilità, no, di usare questi materiali. Adesso ci hanno chiesto la stessa cosa, ci hanno chiesto in Ucraina: è possibile fare cose di questo genere? Forse sono materiali che funzionano molto bene in climi, diciamo, in ambienti molto corrosivi, difficili, poi problematici, vengono usati nelle piattaforme petrolifere e hanno un vantaggio gigantesco rispetto a tutti gli altri. E per questo a noi ci interessava come progetto, come vi dicevo prima, di processo, di processo, che hanno bisogno di fabbriche leggeri, servono delle fabbriche leggerissime per farli, cioè le linee sono molto piccole, sono 12 metri, sono delle cose molto piccole che riescono a produrre queste cose e perciò è molto semplice, non tanto impostare i materiali, cioè importarli, quanto costruire le fabbriche. Ma se io costruisco le fabbriche, proprio, diciamo, riprendendo il motto friulano, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, riesco a innescare un meccanismo economico anche che favorisce la ricostruzione, e tra l'altro sono materiali, diciamo così, che hanno bisogno di manodopera molto poco specializzata e sono anche molto leggeri, perché pesano molto poco, dando prestazioni molto alte, e perciò è molto facile anche da movimentare, non hai bisogno di cantieri grandi, perciò puoi avere fabbriche piccole, cantieri piccoli, fatti da gente piccola, tutto piccolo, diciamo così, che costruisce case piccole, che riesce forse a costruire dei processi che sono dei processi piccoli, che vanno bottom up e che sovvertono completamente, ma a questo punto in maniera sostanziale, tutto il sistema di finanziamento e tutto il sistema di impostazione delle ricostruzioni delle agenzie internazionali. Le agenzie internazionali lavorano con grandi progetti, grandi loans, grandi prestiti, grandi imprese che fanno queste cose, tipo, diciamo, piano Marshall, cioè cose di questo genere. Qui sarebbe completamente il contrario, è un po' più tipo Friuli, cioè perciò finanziamenti che sono dati molto a polvere. Il Friuli è l'unico caso al mondo in cui ci sono stati 56.000 progetti fatti con la stessa etichetta, con la stessa intestazione, con la stessa leggenda, fatti da una sterminata quantità di progettisti che sono stati geometri, architetti, ingegneri, eccetera, eccetera. Un processo di questo genere, e perciò, diciamo, utilizzando un materiale che può essere fatto in cosa, si innesca, diciamo, dei meccanismi virtuosi che sono di grande portata. Noi abbiamo portato, diciamo, all'attenzione questo, stessa cosa lo stiamo portando adesso vengono giù a fine mese le università ucraine per vedere, diciamo, firmare accordi con noi, vengono giù alla CRUI, no? e gli mostriamo un po', diciamo, queste cose. E perciò si tratta di un'inversione completa di progettualità, e perciò avere molti prestiti molto piccoli che vanno date a moltissime persone con piccole aziende che possono realizzare delle cose molto piccole e funzionare questo insieme. Tutto questo bel disegno ha un unico grosso, gigantesco problema, che probabilmente lo renderà del tutto inefficace, che non è nel materiale, non è nella prestazione, non è in tutto questo. E che nelle agenzie internazionali, in World Bank, così, i funzionari sono pagati
e ricevono i premi di produzione sulla quantità di denaro che riescono a spendere in un anno, investire in un anno. Perciò ovviamente se io investo $3 billion in un progetto, boom, e glielo do a un signore così, faccio subito un contratto fatto tutto. Se devo fare $3 billion con 3.000 persone, no buono, cioè questa cosa non funziona. Perciò diciamo il problema vero a monte di tutta questa cosa qua è di cambiare una piccola frasina che non è più su quanto spendi o riesci a investire, ma a quanta gente riesci a dare. Allora, a quel punto diventerebbe qualcosa di buono. Questo è quello che io so della plastica. Grazie Benno. Comunque mi pare di capire che piccolo sarebbe bello, questo è importante, piccolo sarebbe bello. C'è tanto piccolo è bello, poco piccolo non è bello. Sì, va bene, quindi tanto piccolo. E comunque plastica sì, mi pare di aver capito. Assolutamente anche. Sì. E Teodoro, tu cosa vuoi dire in merito? Dunque, credo che questo dibattito abbia anche, come dire, una funzione, lasciami dire così, divulgativa. Assolutamente no? sì. Quindi mi prenderei... Primaria, direi, funzione primaria divulgativa. Mi prenderei 2 minuti semplicemente per raccontare, poi entro nel merito, che cos'è quello che noi chiamiamo plastica, che in realtà, diciamo, noi chiamiamo polimeri, ma diciamo, nel gergo corrente è la plastica. È un materiale fatto da poche tipologie di atomi, se guardiamo ad altre classi di materiali, e che viene ottenuto unendo dei blocchi elementari, questo nell'ambito del processo di fabbricazione, che tramite delle reazioni chimiche si legano fra di loro. E cosa accade? Accade che si forma una lunga catena, che è quella che anche qui tecnicamente si chiama macromolecola, che poi può essere a contatto con un'altra catena, anch'essa altrettanto lunga. La lunghezza poi dipende da come viene condotto il processo. E per dare l'esempio, come dire, visivo, lo hanno inventato gli stranieri, anche con un po' di ironia, ma si dice che una plastica, un polimero, in realtà ha una forma cosiddetta spaghetti-like, cioè immaginate un piatto di spaghetti. Ora, tra lo spaghetto e lo spaghetto, che sarebbe la singola macromolecola, quello che può accadere, e quindi comincia ad entrare nel merito, è che ci possono essere delle modalità di legame che sono a grande contenuto di energia, oppure delle modalità di legame che sono a più basso contenuto di energia, e questo dà luogo ad una prima grossa distinzione nell'ambito delle plastiche, cioè dei polimeri, ed escludo le gomme, che comunque sono un derivato. La distinzione dai cosiddetti polimeri termoplastici e i cosiddetti polimeri termoindurenti. Qual è l'aspetto saliente che differenzia queste due categorie sul tema che stiamo dibattendo? Che i polimeri termoplastici, che sono quelli che hanno questi legami con poca energia, si chiamano legami deboli, tra spaghetto e spaghetto per usare la terminologia precedente, sono suscettibili di essere fusi di nuovo. Quindi se ho un manufatto realizzato con un polimero termoplastico posso prevederne più facilmente, non all'infinito, perché poi accadono dei processi di degrado e di decadimento delle prestazioni, però il riuso anche in altra forma, con un processo che sia energivoro, ma che consente però di avere la possibilità di realizzare altre forme anche diverse dalle precedenti. Energivoro perché bisogna scaldare, non tantissimo perché le temperature non sono quelle dei metalli, però comunque energia viene richiesta. La classe dei polimeri termoindurenti invece non può essere soggetta a un successivo passo di fusione, di rifusione, e quindi in quel caso lì la possibilità di riciclare eventualmente il materiale è solamente per via, si dice così, meccanica. Adesso poi vi racconterò anche le nuove cose su cui si sta studiando. Un esempio banale di un riciclo meccanico è quello di macinare
il polimero e poi utilizzarlo come filler, cioè come riempitivo in altre tipologie di applicazioni. Sono state, lo citava prima Brenno, fatte anche delle prove negli anni di riutilizzazione all'interno delle strutture in calcestruzzo armato. Non è un materiale dannoso, quindi semplicemente sostituisce altri riempitivi. Quindi il primo problema che noi abbiamo, se manteniamo la distinzione, che è quella che oggettivamente esiste, è si sceglie un termoplastico, cioè qualcosa che può essere fuso, o un termoindurente. Purtroppo, diciamo, senza andare sui materiali ad elevate prestazioni, ce ne sono di termoplastici ad elevate prestazioni, ma economicamente non sono sostenibili per comuni applicazioni o per applicazioni comuni, diciamo, quelli che possono essere soggetti al riciclo meccanico, cioè quelli un po' più complicati da riciclare, cioè i termoindurenti, sono quelli che danno le performance maggiori. E quindi negli anni quello che è successo è che le strutture, anche quelle che Brenno citava prima, la cosiddetta vetroresina, è un materiale composito che è fatto da una resina, cioè un polimero, tipicamente è un termoindurente, e fibre interno di rinforzo di vetro, hanno visto l'impiego di polimeri termoindurenti. E questo è il primo problema. Allora, che cos'è che si sta cercando di fare e perché? Perché indubbiamente la possibilità di utilizzare materiali leggeri, come diceva Lorenzo, cioè le plastiche, anche qui, come ad una valutazione, fatemi dire, rapidissima e spannometrica, se l'acciaio pesa 10, un manufatto in acciaio pesa 10, lo stesso manufatto fatto in plastica pesa 1. Quindi capite che la differenza è notevole. E l'alleggerimento, pensate al settore della mobilità sostenibile, cioè il settore della mobilità in generale, certamente porta con sé una riduzione degli impatti energetici, quindi va nell'ottica della maggiore sostenibilità. Però, dicevo, il filone principale di sviluppo è stato quello di utilizzare i termoindurenti, tant'è che la fusoliera di quello che si chiama Dreamliner del 787, del Boeing 787, così è fatta, perché le prestazioni di quei materiali non sono ottenibili con la classe di termoplastici. Che cos'è che si sta facendo? È la frase che ho saltato in precedenza. E perché? Perché la leggerezza è importante, siamo d'accordo, la resistenza a danneggiamenti ambientali, tipicamente gli ambienti umidi, i cosiddetti fenomeni di corrosione elettrochimica, vedono le materie plastiche come dei campioni, no? Hanno altre problematiche che derivano, e questo ce ne rendiamo conto, per esempio dall'infragilimento, quando i tempi di esposizione agli UV sono eccessivi, ci sono manufatti di plastica, cosiddetti di plastica, che si sgretolano, oppure per altre applicazioni hanno problematiche di assorbimento d'acqua, di rigonfiamento. Però nell'ambito dei processi più comuni di corrosione, quelli che noi conosciamo visivamente con l'acciaio al carbonio e che chiamiamo i processi che fanno la ruggine, sostanzialmente questi materiali hanno un comportamento eccellente. Qual è il loro punto, il tallone di Achille, oltre alla riciclabilità? È che quelle unità elementari, per questo ve le ho citate, con cui si fanno questi spaghetti, derivano, non solo, ma derivano fondamentalmente da fonti fossili, e quindi derivano dalla filiera degli idrocarburi, e quindi da qui il problema dell'impatto ambientale. E le attività oggi in corso sono di diversa natura e alcuni esempi li conosciamo già. Non possiamo dire che abbiamo la soluzione in mano per tutte le applicazioni, e quindi bisogna fare anche attenzione a stabilire delle tempistiche di transizione che siano compatibili con le trasformazioni richieste al sistema industriale per poter realizzare prodotti di altra natura. Quello che si sta facendo adesso è quello di lavorare su unità elementari che derivino da fonti rinnovabili. Tutti conosciamo il sacchetto della spesa del supermercato, quello che a suo tempo all'inizio venne introdotto da Novo molto come derivante dall'amido di mais e non dalla parte chimica. Ce ne sono altre di possibilità. Recentemente, tanto per citare, perché mi fa piacere farlo,
visto che posso parlare solo in veste di direttore dell'Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del CNR, non essendo ancora insediato nell'altra carica, quindi la escludiamo, altrimenti succede un po' un macello dal punto di vista diciamo delle relazioni. Si stanno facendo per esempio delle ricerche per tirar fuori dei monomeri, quindi delle unità elementari, dalle bucce dell'uva, tanto per dirne una, ma ce ne sono veramente tante, quindi fonti rinnovabili. E dall'altro questa fonte rinnovabile, che si sostituirebbe la fonte fossile, permette di avere anche il requisito della biodegradabilità, che è fondamentale ai fini della sostenibilità. Il punto è che non abbiamo ancora su soluzioni di questo tipo, al di là del bicchiere di carta, del contenitore monouso, ma anche lì, diciamo, adesso vi dirò una cosa semplice, rapida, non semplice, non abbiamo ancora soluzioni che siano tecnologicamente in grado di rispettare gli standard tecnici, quindi le specifiche tecniche dei manufatti fatti con i materiali in precedenza, e la ricerca e sviluppo si sta muovendo in questa direzione, fondamentalmente in questa direzione. I contenitori monouso, ne abbiamo sentito parlare diverse volte, proprio nell'ottica della sostenibilità. Ora, questo è un tema abbastanza complesso, perché poi dipende che cosa ci si mette dentro al contenitore, perché le nuove soluzioni che sono a disposizione sono meno performanti, oltre che dal punto di vista tecnico, quello che citavo in precedenza, anche dal punto di vista delle proprietà barriera, no? Qui c'è tutto il tema del packaging, no? Che è una cosa importante. Tema importante. Sì, è importante. Quando andiamo al supermercato e compriamo qualcosa che sta dentro un contenitore di plastica, noi ci troviamo sopra una data di scadenza. La data di scadenza è derivante anche dal fatto che quella pellicola che copre il nostro contenitore non è impermeabile ai gas, in primis all'ossigeno. E questi sono elementi, in realtà molecole, che innescano processi di deterioramento e quindi la scadenza del cibo, adesso senza dire entro ILO preferibilmente, cioè come ci hanno raccontato. Quindi anche il discorso delle proprietà barriere è un discorso importante. Ci sarebbero delle soluzioni alternative, per esempio il vetro, oppure per esempio i contenitori di carta. Però il vetro ha un consumo energetico dal punto di vista della filiera di produzione che è assolutamente inconfrontabile in senso peggiorativo, no? Con la produzione di un manufatto polimerico, e quindi di nuovo la sostenibilità energetica e ambientale. E i contenitori di carta, anche qui in alcuni casi sì, in altri casi no, perché soprattutto se c'è cibo dentro bisogna preservare le caratteristiche organolettiche e quindi evitare i fenomeni, fatemeli chiamare, di deterioramento. Allora ad oggi in questo settore la soluzione tecnicamente più vicina agli standard precedenti è quella di andare ad utilizzare una soluzione mista che preveda una parte di polimero vergine e una parte di polimero riciclato anche o polimero derivante da fonte rinnovabile. Ci si arriverà prima o poi, c'è bisogno di tempo perché, ribadisco, le prestazioni sono differenti, e poi mi permetto di risottolineare per chiudere, come si dice dalle mie parti, che non si possono fare, lo dico, sei sbracciato, quindi non si possono fare i conti senza l'oste, bisogna che queste soluzioni, che sono anche alcune, ribadisco, già disponibili, sviluppate a livello di laboratorio, siano industrializzabili. E siccome spesso e volentieri cambiano i processi tecnologici all'interno dello step di produzione, e questo vuol dire che le macchine che c'erano prima non vanno più bene, questo vuol dire che i protocolli di produzione non vanno più bene, e tutto questo ovviamente comporta, cioè, o meglio, ha degli aspetti
economici che non sono affatto trascurabili. È un elemento che va tenuto in considerazione, va messo sul tavolo e che suggerisce, per evitare il blocco di un comparto importante, di affrontare il tema nella realtà dei fatti con la dovuta gradualità e non nel giro di un anno, cosa assolutamente impossibile. Grazie Teo, stai toccando tutta una serie di tasti che sono importantissimi e che meriterebbero del gran tempo per essere trattati. Posso dire una cosa che mi sono dimenticato, perché me l'era appuntato qui? Non vi ho parlato di un'altra cosa che potrebbe avere uno sviluppo nel futuro, oserei dire non nel breve ma nel medio, che è il cosiddetto riciclo chimico. Non ne ho parlato prima, ma è un'altra cosa da tenere sotto osservazione. E in che cosa consiste? Sempre per tornare... Se vuoi lo facciamo dopo? Sì, dai, perfetto. Perché il tempo è tiranno. E in effetti non pensavo che scorresse così rapidamente, però io avevo promesso al pubblico di poter intervenire, quindi non vorrei che chiudessimo il tutto senza almeno qualche intervento da parte degli uditori qui presenti. Mi auguro che ci sia qualche curiosità che è nata dalle parole che avete sentito dai nostri relatori. Se non ci sono domande, ritorniamo noi a chiacchierare, però io mi auguro che ci sia una qualche... Eccola lì, perfetto. E non lo so se è necessario un microfono. Ecco, un momento solo che arriva un microfono per lei. Grazie. Sì, prego. Premetto che non sono un tecnico e quindi parlo da ignorante. Non vogliamo tecnici qui, ce ne sono già abbastanza su questo palco. Il problema che mi ponevo non è stato forse affrontato per mancanza di tempo, ovviamente. Il problema del consumo del suolo, che in Italia è un aspetto molto sentito da parte degli architetti, da parte della collettività, nel senso che le costruzioni che normalmente vengono realizzate in questo paese non fanno altro che sfruttare sempre nuovo terreno, per cui ormai di zone, diciamo, lasciate nelle condizioni originarie ce n'è ben poco e comunque diminuisce sempre più. Vorrei dal professore, dall'architetto, sapere quali sono gli attuali orientamenti in materia per cercare di ridurre le conseguenze di questo problema. Grazie. Molto bene, l'argomento è sempre interessante, è attualissimo, non è magari perfettamente attinente con i materiali, fa però parte del materiale terra, diciamo, consideriamo il terreno suolo. come un materiale che può essere consumato anch'esso. Beh, la cosa è, diciamo, argomento molto molto vasto, lungo, però che secondo me è risolvibile in termini molto semplici, diciamo così. In questo paese noi sappiamo che in alcune zone si vive bene, in alcune zone si vive un po' peggio, cioè non ci piace tanto vivere. È proprio un problema di misura, di distanza. I centri storici, diciamo che si vive bene in quello che chiamiamo periferie, non è giusto tecnicamente, ma adesso non voglio entrare, nelle parti costruite negli anni 60, 70, 80, eccetera, un po' meno. La densità di un centro storico, diciamo del nord Italia, media del nord Italia, è 2,7 metri quadri su metro quadro di SLP, di superficie lorda di pavimento, 2,7. La periferia è 0,9, 1,1. Perciò diciamo, facciamo così, fin qui ci arrivo come matematica, diciamo così, faccio bella figura, è 3 volte meno densa del centro storico. Perciò vuol dire che c'è un problema. Paradossalmente nelle cose più dense viviamo meglio che nelle cose meno dense. Perciò c'è un problema proprio di impostazione e di progettazione. Non è tanto di consumo di suolo, è di spreco progettuale di questo suolo. È progettato male, è fatto male. Se noi ci dessimo questa regola, che dobbiamo tenere alta densità, è così, senza saper leggere né scrivere, diciamo come i nostri centri storici,
che hanno anche delle altezze che erano limitate dalle tecnologie, eccetera, eccetera. Teniamo quello. Se teniamo quello, riusciremo a fare delle operazioni gigantesche. Le nostre città diventerebbero tutte molto, molto più piccole, molto più dense, libererebbero tonnellate e tonnellate di spazio e avrebbero, diciamo, degli aspetti molto differenti. Noi abbiamo fatto dei disegni trasformando le città attuali, che sono delle macchie così, come somma di centri storici, e diventerebbero delle cose molto, molto belle. Perciò il problema non è il consumo di suolo, il problema è il progetto completamente inesistente che c'è di questo suolo. Perciò penso che si possa lavorare in questa direzione in maniera molto efficace. Grazie, Benno. Ecco, un'altra domanda, perfetto. Arriva il microfono. Grazie. Sì, anch'io non sono una tecnica, per cui scusate se per caso la domanda non fosse propriamente adeguata. Però diciamo nelle vostre dissertazioni avete parlato sempre di polimeri, prevalentemente come utilizzo di materiali che possono essere più o meno diciamo riciclabili, smaltibili, però di plastica fondamentalmente stiamo parlando, no? Sì. Ecco, e sappiamo che comunque la plastica rimane in ogni caso un tasso di inquinamento e di smaltimento comunque sempre più alto rispetto a materiali che sono invece naturali. E quindi chiedo come mai non si parli ad esempio di utilizzo nelle costruzioni, così come ci sono le biohouse, quindi anche per quanto riguarda l'isolamento termico che forse nei prossimi anni sarà meno necessario in quanto la temperatura purtroppo si alza, ma ad esempio appunto ci sono materie tipo lino, ci sono altri materiali che possono isolare efficacemente e essere smaltibili naturalmente, no? Rientra diciamo in un ciclo più naturale, così come l'utilizzo ad esempio di materiali come il bambù che ancora in nessuna occasione su queste argomentazioni ho potuto notare, per cui volevo chiedervi questo. L'ultima cosa, ad esempio l'altro giorno mi sono imbattuta su internet su un progetto di un garage chiaramente molto di ampie dimensioni a Milano, dove c'erano, la copertura di questo garage era pieno di alberi cementificati. Ecco, se noi, io mi metto nelle, diciamo, come fossi una pianta, se io avessi i piedi cementificati, e l'altro giorno guardavo la strada dove c'è una ribellione delle radici degli alberi che non ne possono più. Vorrei sapere insomma come ci sentiremo noi al posto delle piante. Io mi sentirei molto male. Grazie. La ringrazio per questa domanda che va a mettere un po' il dito laddove spesso noi stiamo a ragionare, perché io prima avevo parlato di prestazioni e chiediamo sempre maggiori prestazioni dai nostri manufatti, e dall'altro abbiamo detto sì, dobbiamo cercare di cambiare il nostro stile di vita e di produzione della materia per andare incontro ad una maggiore sostenibilità da parte dell'ambiente. Queste due cose sono compatibili realmente. Noi vorremmo la botte piena e la moglie ubriaca. Questa è la verità. E probabilmente la coperta non è ancora sufficientemente ampia per soddisfare l'una e l'altra cosa. Prestazioni da un lato, sostenibilità dall'altro. Però io voglio che rispondano i due relatori
ma entrambi, prima Teo e poi Benno, perché appunto si sta parlando anche di materiali per l'edilizia e quindi veramente campi in cui voi tutti e due potete dire Vorrei qualcosa. premettere che non essere un tecnico non è un demerito, quindi le domande sono ovviamente tutte benvenute. Allora, ovviamente per questioni anche di tempo non abbiamo affrontato tutti gli argomenti. Lei ha sollevato un tema che io contestualizzo, che è all'ordine del giorno di attività di ricerca e sviluppo che vengono svolte, ed è il tema per esempio dei materiali cosiddetti compositi rinforzati con fibre naturali. È un tema su cui si sta lavorando da molto tempo. Che cos'è un materiale composito? Molto semplicemente è un materiale che viene ottenuto unendo due materiali diversi. La vetroresina che citava prima Brenno, in quel caso la fase di rinforzo è corta, si dice così che è corta, però lì c'è una fase polimerica e una fase che è quella che conferisce poi la resistenza al manufatto. Ora, delle indagini, attività sperimentali sull'utilizzazione di polimeri derivanti da fonti non fossili e di rinforzi, cioè questa cosa che si mette dentro, che prevedono l'utilizzo di fibre naturali, ce ne sono, la comunità scientifica ci sta lavorando da tanto tempo. Il punto è quello che sollevava il professor Fedrizzi prima, cioè le soluzioni ideali possono esistere, ideali nel senso di idee, non utopiche. Se però a quel sistema noi chiediamo certe prestazioni, bisogna capire se quelle prestazioni sono ottenibili, e ad oggi la risposta per le alte prestazioni è ancora, purtroppo, ahimè, no. Però ci si sta lavorando. Dopodiché, sulla parte più specifica dell'isolamento, lascio la parola al magnifico rettore, ma faccio semplicemente notare che anche lì è un problema di performance sull'intero ciclo vita. E quindi l'impatto che ha dal punto di vista della sostenibilità la scelta di un materiale piuttosto che un altro va visto sull'intero ciclo vita, e molto semplicemente la performance o la prestazione vuol dire che se io con un certo tipo di materiale ho bisogno di uno spessore di 3 cm per ottenere un certo grado di isolamento e con un altro tipo di materiale ho bisogno di uno spessore di 20 cm, ecco che capisce che, come dire, si spiega che il problema dal punto di vista diciamo tecnico c'è e ci si sta lavorando, ribadisco, ma le soluzioni non sono ancora sul mercato pronte così per la sostituzione immediata. Scusa se mi sono intromesso nel tuo tempo. No, figurati, anzi, diciamo, io distinguerei così sempre quello che è greenwashing ideologico, diciamo così, da cosa sono questi qui che mettono gli alberi sopra gli edifici così, cioè sappiamo che sono delle follie anche, no? Cioè, su quello sono assolutamente d'accordo, come anche alcuni usi di materiali forse sono delle follie, insomma sono delle cose molto pubblicitarie e così. Si può invece pensare a altri usi. L'esercito italiano aveva un problema, aveva grossi problemi in Abissinia, in Eritrea, proprio di materiali e così. Le travi in calcestruzzo erano armate in bambù, cioè sono state armate in bambù e funzionava. Poi mi hanno spiegato che c'è un processo, insomma, c'è la possibilità di armare le travi in calcestruzzo in bambù, però ovviamente penso che non so quanto tengano, insomma, questa roba. Però l'idea non era male. E quanto dura, insomma, cioè, però non era male questa idea. Cioè, si può parlare di questo. Mi dicono, però anch'io qui sono come un turco alla predica, perché cioè, vado da loro, mi raccontano delle storie e così. Mi dicono che usare fiberglass e i materiali poltrusi così hanno diciamo, dei tassi di riciclo molto molto elevati, perché attraverso la pirolisi, che non so bene cosa sia, ma poi ve la spiega lui, cioè, queste cose invece hanno dei tassi altissimi, che paradossalmente questa cosa che sembra plastica ha una possibilità di riuso altissima. E perciò io li credo, cioè, perciò quando vado a raccontare in giro sta roba abbiamo i certificati e diciamo questo qua è super sostenibile, anche se
E qui lo dico così perché, come dire, me lo posso permettere, come dire. Io faccio un po' di storia, sempre sono studente dello IUAV. Nel 1978 facevamo architettura solare, cioè, su queste robe cioè, già le si facevano. Abbiamo avuto, e tra l'altro l'ho diretto io, il primo corso di architettura per la sostenibilità in Europa nel 1999-2000, nell'anno accademico 99-2000. Perciò posso permettermi di dirvi questo, che la sostenibilità, vi do questa notizia, la sostenibilità è morta, non esiste, n'existe pas, è finita. Cioè, abbiamo bisogno di un altro sistema mentale, molto più avanzato, molto diverso, un altro modo di pensare. Quello che noi chiamiamo sostenibilità era fatto per un vecchio mondo, qui abbiamo bisogno di tutta un'altra cosa, di altri sistemi logici, altre forme di pensiero, altre forme di rapporti, altre forme di modi di pensare, perché se no non se ne va avanti. Con la sostenibilità non si sostiene niente. Quando forse riusciremo ad andare verso un cambiamento, diciamo un cambiamento ecologico, andremo in un altro paradigma mentale. Quest'altro paradigma mentale che noi dobbiamo già pensarlo, perché noi dobbiamo pensare a 20 anni d'anticipo, come pensavamo la sostenibilità a 20 anni d'anticipo. Quest'altro paradigma mentale noi lo chiamiamo equilibrio, steady state, diciamo sicurezza, messa in sicurezza, cioè ancora non c'è un nome forte, ma è lì che dobbiamo andare e lì non c'è spazio per ideologie, perché ormai la frittata è fatta, siamo oltre, diciamo così. Non abbiamo bisogno del grande pennello, abbiamo bisogno di un pennello molto grande, perché se no non c'è niente da fare. Beh, no, tu ci stai stravolgendo il pensiero, noi che stiamo vivendo con questa parola d'ordine oggigiorno che vecchia, sostenibilità è vecchia, e stiamo attivando i corsi di laurea che si chiamano ingegneria di sostenibile, processi, un po' dappertutto in tutta Italia. Però insomma, va bene, il pensiero deve correre e andare sempre più avanti e noi dobbiamo correre dietro al pensiero, perché è importante. Sono così contento che io smetto di fare domande perché tanto vengono dal pubblico. Prego, un'altra ancora. Buongiorno a tutti, volevo chiedere come mai le bioplastiche non hanno soppiantato totalmente le plastiche di origine derivate dai fossili. Bellissima domanda anche questa che merita una risposta molto attenta. Come mai le bioplastiche non hanno soppiantato le plastiche di origine idrocarburica? È quello che dicevamo un po' in precedenza. Mi sa che torniamo un po' sullo stesso tema della domanda della signora. È quello che dicevamo in precedenza. Diciamo che oltre a quello che ho già detto e che non ripeto, cioè nella sintesi le prestazioni richieste sono inferiori, si pone poi anche un altro problema che va diciamo anche affrontato dal punto di vista deontologico, soprattutto per, chiamiamoli così, i paesi emergenti. Polimeri ottenuti da bio, in senso generale, quindi da fonte rinnovabile, richiedono campi di coltivazione necessari per poter essere poi utilizzati come materia prima per fare il polimero, e questo sottrae spazio alla possibilità di coltivare per le esigenze dell'uomo, che nel nostro paese forse il problema non è così sentito, lo è in realtà, ma molto meno. In altre aree del mondo, magari con condizioni climatiche anche molto più favorevoli per le coltivazioni rispetto alle nostre, è invece fortemente sentito. Tecnicamente parlando, però, ribadisco che non siamo ancora in grado di avere delle prestazioni che siano confrontabili per alcune tipologie di applicazioni si dice molto demanding, cioè che richiedono un'ottima risposta del materiale con quelle che si ottengono da polimeri tradizionali. Vorrei anche aggiungere che quando si parla di bioplastiche queste possono essere
delle plastiche che derivano non da idrocarburi ma da altre tipologie. Esatto. Ma il concetto di bioplastica è anche il concetto di una plastica che deve essere smaltita più facilmente, quindi deve degradarsi più facilmente. Una velocità di degrado più elevata in genere è incompatibile con altre prestazioni, magari di tipo meccanico, film barriera o quant'altro. Quindi quando noi realizziamo la borsa di plastica per la spesa, che deve essere degradabile, siamo certi che non porteremo i pesi che portavamo una volta con i sacchetti di plastica che erano di plastiche da idrocarburi. Abbiamo ridotto una prestazione, quella meccanica di tenuta, per garantire una più facile degradabilità nell'ambiente. Le due cose, lo dicevo prima, la botte piena, la moglie ubriaca, molto spesso non si riescono ad ottenere. Quindi ci sono appunto da fare delle considerazioni anche di questo tipo. Aggiungiamo anche in chiusura che ad un confronto unitario il costo di una bioplastica è sensibilmente superiore al costo di un polimero tradizionale. E questo molto spesso è ciò che fa la differenza, perché appunto il borsellino è quello che piange poi alla fine. E dunque, allora io tanto per cominciare vorrei chiedere agli organizzatori quanto tempo abbiamo, perché io continuerei fino a questa sera se loro signori che sono qui presenti. Ancora? 10-15 minuti, quindi insisterei con chiedere domande da parte del pubblico, perché direi che sono la parte più interessante in assoluto. Vi ringrazio per le domande che state ponendo, perché rendono questo dibattito molto più approfondito ed interessante. Nel primo intervento il professor Albrecht aveva parlato del muro verde per fermare l'estendersi del deserto. La mia domanda sarebbe, come alternativa a questo muro verde di piante, si può pensare a materiali con una determinata forma che possono svolgere la stessa funzione per arrestare l'estensione del deserto e anche più in generale a fermare alcuni cambiamenti climatici? Bellissima domanda alla quale io non so rispondere. Diciamo quello che si può fare, che per esempio abbiamo anche tentato di fare delle modellazioni e di lavorare su progettazioni più sofisticate, che non sia solo il muro ma anche con degli insediamenti. Gli insediamenti possono stare per esempio nelle parti un po' più desertiche e stare su quelle e avere, diciamo, servire anche loro da barriere, diciamo, protettive verso le parti più verdi. Perciò, diciamo, questo si potrebbe pensare in questo tipo. Perciò diciamo che quella fascia che adesso è pensata come una sezione solo di alberi, in realtà sia una sezione molto più complessa, dove ci sono anche altre cose, case, fabbriche, eccetera, eccetera, perciò diventa, diciamo, una sezione molto più larga. Allora questo forse potrebbe avere un senso. Però volevo fare l'ultima provocazione, perché poi dopo così che... Ne hai già fatte tante. No, così mi è venuto in mente, diciamo così, un esempio rispetto alle questioni, diciamo, dell'uso di materiali naturali. In Brasile c'è un problema sulle strade, no? Cioè, ci si fanno queste strade quando si va verso l'interno, sono strade di terra battuta, questa terra battuta rossa, diciamo così, no? Che si sfarina tutta, e cioè se piove è un disastro e così. Però fin dall'inizio, quando si è cominciato ad andare verso l'interno e fare queste strade, si è capito una cosa, che lì ci sono dei grandi formicai, giganteschi formicai delle formiche, insomma, che fanno i formicai. Allora, se uno prende un formicaio e lo frantuma, cioè distrugge un formicaio, lo frantuma e lo stende sulla strada e lo impasta con la strada, questa strada diventa stabilizzata, è impermeabile, funziona benissimo, ha una resistenza pazzesca. Questo qui in brasiliano si chiama bava de cupim,
cupin e la statermite, sto tipo di formica, bava è facile da tradurre. Allora, questa è una roba buona, perché avremo delle strade che filtrano, però resistono e così. E tanto preziosi questi formicai che poi dopo, diciamo negli anni 50, si facevano solo le piste d'aereo, perché il problema è che non ci sono tanti formicai per fare tutta sta roba di bava dei cupin, perché questi qui sono un po' piccoli, non è che fanno tanta bava, cioè c'è un limite alla bava di sto cupin. Allora la domanda è a quelli come loro brasiliani che non la risolvono. Io ho portato in Italia bava di cupin, ce l'ho a casa, ce l'ho a casa, ve la posso dare. È come riusciamo non tanto a costruire migliaia di formicai per poi distruggerli così, di trovare un'alternativa alla bava di cupin che funzioni come la bava di cupin e che sia, diciamo, una cosa di questo genere. I brasiliani dicono di averla trovata, ma in realtà non l'hanno trovata. Adesso chiedo, magari loro lo sanno fare, io ce l'ho a casa. Ce la devi dare, così la guardiamo. Ce l'ho a casa, c'ho un litro di bava di cupin che ve lo posso dare. Interessantissimo questo. C'è qualcosa da rispondere? Adesso noi siamo sperimentali. Intanto cerchiamo di far sopravvivere anche queste formiche. Spero che questi fossero formicai abbandonati, per cui andate a costruire qualcos'altro. Non funziona, altrimenti non è il caso di fare formicai, è il caso di pensare a queste cose, di riuscirle a tradurre. Ma in effetti c'è da dire una cosa, che molto spesso i materiali che noi inventiamo sono semplicemente delle copie di ciò che vediamo in natura già presente. Il problema è che noi non siamo bravi come il Padre Eterno e quindi dobbiamo ancora sviluppare le nostre tecniche per riuscire a fare tutto ciò che in natura esiste e funziona perfettamente. Mi vengono in mente i materiali super idrofobici che appunto in natura ci sono, vediamo queste foglie di loto che vedono le gocce scorrere via e noi un po' alla volta riusciremo a fare anche questo. O materiali che consentono una perfetta adesione e quindi lì vediamo le zampine di certi animali che... Ecco, noi dobbiamo rincorrere con i mezzi che abbiamo ciò che in natura esiste. Se poi riusciamo a farlo anche con materiali di origine naturale e non di sintesi, dannosi, cancerogeni, eccetera, eccetera. Teo, io vorrei che tu tornassi un po' anche agli argomenti che avevi lasciato. Io devo una risposta rapida. Prego, prego. Poi volevo aggiungere una cosa, ma sempre per delineare una prospettiva. Così te la spiego una cosa. Adesso ne ho imparate tante da te. Dicevi pirolisi. Sì, allora, la pirolisi, che è per il riciclo, in quel caso è un polimero termoindurente con dentro le fibre di vetro, è un processo, detto in maniera molto semplificata, di decomposizione termica. Che cos'è che si decompone termicamente? Proprio il polimero, perché il vetro fa parte di una classe di materiali che si chiamano materiali ceramici, mettiamolo lì dentro, che resistono molto bene alle alte temperature. E lo scopo principale è quello di recuperare le fibre di vetro, perché sono il vero valore aggiunto di quel tipo di materiale. Ora, sulla pirolisi bisogna capire come si fa, se si fa in assenza di ossigeno o se si fa in presenza di ossigeno, perché se si fa in presenza di ossigeno, tra i prodotti della decomposizione della plastica ci può essere CO. Noi conosciamo l'anidride carbonica, che è CO2, no? Il CO è quello che si chiama monossido di carbonio, che tra l'altro è un gas tossico, il quale non può essere immesso nell'ambiente, però è un gas combustibile e quindi potrebbe essere bruciato, ma il problema è che fa CO2, d'accordo? Quindi è un discorso diciamo da trattare con la dovuta attenzione. La prospettiva, è quello che volevo aggiungere al mio intervento precedente, sempre nell'ambito del nuovo concetto dello steady state, quindi dello stato stazionario, non più della sostenibilità, per la parte delle plastiche, è quella di invece, e qui ci si sta lavorando, ma i tempi sono medi, non brevi, del cosiddetto riciclo chimico.
Il riciclo chimico, come vi ho detto prima, quando si fa un polimero si prendono questi piccoli blocchi, si fanno reagire chimicamente tra di loro, si mettono tutti insieme e fanno questa specie di spaghetto. Ecco, il riciclo chimico consiste idealmente dal prendere lo spaghetto e riottenere i blocchi iniziali costituenti. È un processo, una bella sfida, non è un processo tecnologicamente maturo, sarebbe l'ideale, perché a quel punto la riciclabilità è al 100%, perché riutilizzo quelli per rifare il nuovo polimero, e risolverebbe anche il problema dello smaltimento di polimeri accoppiati, cioè polimeri di diversa natura, che è un problema tecnologico da non trascurare a seconda del tipo di accoppiamento, perché sarebbe un ritorno all'origine. A quel punto è una vera e propria, come dire, economia circolare. Si parte da un punto, si torna nello stesso punto e si può idealmente continuare a girare quante volte si vuole. Grazie per questa ulteriore precisazione. E il tempo è tiranno, lo so, mi stanno guardando in malo modo. No, scherzo, chiaramente. Ci sono, come avete potuto sentire, ci sono tanti argomenti che noi abbiamo semplicemente sfiorato, e devo dire che il tema dei materiali io vorrei che diventasse un tema di interesse generale, perché quando parliamo appunto di innovazioni, di sostenibilità, dobbiamo avere veramente ben presente che cosa significa produrre con le materie prime gli oggetti con i quali viviamo. Abbiamo uno stato di benessere che attualmente fa parte della nostra vita, che deriva appunto da tutte le conoscenze sui materiali che sono state sviluppate nel tempo, e che deriva anche dalla capacità che abbiamo noi di modificare i processi, di trovare nuove materie prime, di essere meno impattanti sull'ambiente. È un lavoro lungo, di sicuro è importante prestare tanta attenzione al mondo dei materiali, alle tecnologie che li trasformano, al modo di smaltirli poi. Un tema che è stato accennato e sul quale si dovrà tornare, tu avevi parlato dei contenitori per gli alimenti, per esempio, materiali poliaccoppiati. Sono i materiali che poi sono difficilmente riciclabili, però voi tutti conoscete il Tetra Pak. Tetra Pak ha rivoluzionato il modo di confezionare gli alimenti negli anni passati. Oggigiorno è di nuovo visto come un materiale da rifuggire. Perché? Perché non è facilmente riciclabile, però qualcosa che equivalga il Tetra Pak è difficile da realizzare. Però insomma si deve andare in quella direzione, è importante. Quindi, come vedete, oggi abbiamo parlato di un po' di cose, ma di tante altre avremo bisogno di parlare ancora. Mi auguro che il nostro Rettore pensi a riproporre questi momenti di incontro. Ringrazio chiaramente il Rettore e le delegate del Rettore che hanno organizzato questo festival. Ringrazio tantissimo i relatori che ci hanno stimolato con i loro interventi, e soprattutto ringrazio voi, pubblico partecipante, che avete reso questo momento ancora più interessante con le vostre domande. Grazie a tutti. E una cosa, devo dire, che non dovete andarvene via, perché alle ore 19 ci sarà un altro interessantissimo incontro. Il titolo è La natura crea, l'uomo dispone, crisi ambientali e diseguaglianze sociali, gestito dal professor Francesco Marangon, quindi vi invito caldamente a restare qui ed ascoltare. E compilare, che l'avevo già detto prima, però devo ricordarlo un'altra volta. Grazie Benno, grazie a tutti voi.